Il CMB vola +6 sulle inseguitrici grazie al successo interno sul Montesilvano e la sesta giornata di Serie A Tesis. Tris d'autore per la Women Roma con l'ex Silvia Praticò che dà un dispiacere al Falconara. Il Bitonto conferma il podio con una cinquina ai danni del Verona. Sorride anche la Soccer Altamura che vince lo scontro diretto di Fiano Romano con un pokerissimo alla Lazio. 5 gol per parte, l'ultimo arrivato a 3 secondi dalla Sirena. Pareggio pirotecnico sull'isola tra Cagliari e Kick-Off. Terza vittoria consecutiva per il Tiki-Taka da 10 lode sul Molfetta. In classifica CMB 18 punti, Women Roma 15, Bitonto 13, Falconara 12, Francavilla Altamura 10, Kick-Off 8, Lazio 7, Cagliari 4, a un punto Molfetta, Montesilvano e Audace Verona. Queste le sfide del prossimo turno: Lazio Tiki-Taka, Montesilvano Cagliari, Kick-Off Verona, Molfetta Falconara, Altamura CMB, Bitonto Women Roma. Renatigna con un po' di spazio, ancora Renatigna, la lascia lì per Federica Belli che porta in vantaggio il CMB. Donati, Spadano chiude il triangolo, Donati contro Di Biase, ha pareggiato il Montesilvano che detta il passaggio a Dos Santos, la cerca, gol meraviglioso di Zoe Spadano col tacco. Belli, Renatigna per Belli con deviazione, Poyon 2-2 e preda di Biase che lancia lontano per Belli, giocata di Belli, super gol di Belli, attenzione perché Renatigna ruba palla e calcia, un missile di Renatigna, prova ad accendersi, Renatigna passa, Renatigna converge verso il centro, la lascia lì per Bergamotta, Marta, Renatigna protegge, la lascia passare per Marta, gran gol del CMB, una gara che si preannuncia molto complicata. Nel frattempo arriva il gol di Spadano, portato ancora da Praticò e Vanelli in concomitanza, qui sinistro di Taina Santos che lascia lì Anas Estari, che fallo ingenuo sia in queste situazioni in cui più volte si è battuto con meno tempo del previsto, quindi andando al sinistro di Praticò che fa 1-1. Taina Santos che poi commette l'errore, Praticò non perdona. Ora Taina Santos, controllo un po' pericolante, Bertelli strappa il pallone e va in porta con il destro del 3-1. Grieco che cerca la giocata verso Brunigna, Grieco la parata e poi il gol. Ghilardi riceve proprio da Cenedese, attenzione la palla dentro, il gol di Bruna Marcon che si sistema il pallone con la sola, calcia bene, la parata di Torma e sotto misura la rete dell'Audace Verona che accorcia le distanze, partire la grande palla verso Santi, ancora Maretti calcia, Maretti trova il pareggio 2-2 e Maretti per entrambe il primo gol stagionale, calcia Cenedese, prova con il destro la palla dall'altra parte, il vantaggio nuovamente del Bitonto. Grieco, calcio di punizione, tocca per Ghilardi che calcia, Greta Ghilardi, doppietta personale 4-2 che cerca Cenedese per il 5-2. Trova Balardin sul fondo per Bettioli in mezzo e Soldeviglia firma il primo gol delle giallorosse. Mansueto difende il pallone, si gira sul destro e rete. Mansueto le finte, ha spazio centralmente Mansueto, va sul destro, Balardin segna il terzo gol in giallorosso. 10:30 sul cronometro, Mansueto riceve, calcia, è un grandissimo gol. Balardin, Mansueto si gira ancora, Mansueto va via e c'è anche la prima tripletta per Nicoletta Mansueto. Putimà recupera, Putimà la sua lata e 6-0, adesso è festa giallorossa al Palarico Piano. Bettioli, le finte, scarico per Getulio, Getulio è sola e trova una gran rete. Mansueto recupera, serve Getulio, ha spazio Getulio, la finta, Getulio, altra magia della numero 10. Cambio di campo De Siena, va sul fondo, mette dentro e segna Soldeviglia. Anticipo di Enrico che poi va giù, Bettioli ferma il pallone, trova il 10-0 col sinistro. Partire dentro l'area, arriva il cross, allunga la gamba, Matevic e sblocca il match, 0-1. Anche ad indirizzare su Diana Montero che qui sbaglia, Vanessa segna anche lei, Vanessa
contro movimento di Kubacek, palo e poi segna anche Cinzia Pereira, chiude benissimo Cinzia Pereira, un 3 contro 2, passa Cinzia Pereira, Matjevic, doppietta, Brenda Moreira, accorcia le distanze, fuori spazio, prova a prenderselo, poi Pezzolla vince il duello, Pezzolla cala la manita all'Altamura. Gabbi si dimentica la palla, Pellegrini, occhio Pellegrini, palo pieno ancora Pellegrini, ci può provare, e la seconda è quella buona. Punteggio anche cambiato velocemente, può ricambiare con Gabbi, subito, ce l'ha scritto nella maglia, Cochito, ci riprova col mancino, palo rete, ha trovato il gol. Dall'altra parte però subito Copari, immediata ancora una volta la reazione del kick-off. Si sta notando abbastanza, occhio intanto al regalo Pellegrini, la doppietta. Virdis intanto, passa Virdis cerca la porta, poi dietro Pellegrini, ancora Pellegrini. Ma c'è il regalo del Cagliari, ora Gabbi ed è gol di Gabbi. Ma quasi la consegna Vecchione, poi c'è la per Coppari, Bovo non può sbagliare, 4-4. Poi Borges, ricotti di Borges, il gol del 5-4. Vecchione si deve stringere invece il kick-off per difendere, deviazione incredibile con l'autogol e 5-5.